buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Niscemi, un'altra allerta frana, ma stavolta il terreno che starebbe franando è quello del MUOS. I movimenti potrebbero incidere sull'assetto delle parabole dei radar americani, attualmente centrali negli scenari della guerra in Medio Oriente. La segnalazione arriva dagli attivisti No MUOS. Sarà messo in sicurezza il campanile della chiesa di Regalna, danneggiato dalla scossa di terremoto di mercoledì scorso, scongiurato al momento l'abbattimento. Notte di fuoco in un'azienda di noleggio mezzi alle porte di Pachino, nel Siracusano. Si segue la pista dell'intimidazione. L'8 marzo iniziative, cortei e flash mob in tutta la Sicilia in occasione della giornata della donna. A Palermo manifestazione nel quartiere popolare dello Sperone, a Catania le Amazzoni in piazza Università. La festa del mandorlo in fiore di Agrigento, la sfilata dei gruppi folk internazionali ha dato il via all'edizione numero 78. Calcio in Serie C, il Siracusa vince con una rimonta d'orgoglio e tiene viva la speranza salvezza, mentre il Trapani è in caduta libera, perde 4-1 in casa e attende il giudizio del Tribunale federale in merito al terzo deferimento. Vigilia di campionato per il Catania che domani sera al Massimino nel posticipo ospiterà la Casertana. Toscano squadra ostica, sarà una gara in cui la testa sarà determinante. Bentrovati, dunque non c'è pace per il fragile territorio di Niscemi. Adesso un possibile smottamento del terreno nell'area della base statunitense di Niscemi riaccende le polemiche sul MUOS. Gli attivisti no MUOS parlano di movimenti franosi che potrebbero incidere sull'assetto delle parabole. Gerry Italia. Mentre Niscemi si prova lentamente a tornare alla normalità dopo la frana del 26 gennaio, un nuovo allarme arriva dalla Sughereta che ospita il MUOS, la base militare americana. Alcuni attivisti no MUOS hanno documentato quello che definiscono un movimento franoso sulla scarpata che sostiene l'impianto satellitare all'interno della base di Niscemi. Le immagini diffuse dal coordinamento regionale mostrano uno smottamento sul versante che affaccia sul cancello 3 della base, raggiungibile dal sentiero principale della riserva. Gli attivisti chiedono verifiche tecniche immediate sulla stabilità dell'area, un tema che negli anni è stato al centro di numerose preoccupazioni legate alla presenza delle infrastrutture militari nel cuore della Sughereta. Secondo i no MUOS, eventuali movimenti del terreno potrebbero incidere sull'assetto delle grandi parabole del sistema satellitare. Anche piccole variazioni di inclinazione o puntamento, spiegano, potrebbero orientare le antenne verso aree abitate o verso l'ecosistema della riserva, anziché verso i satelliti. Una questione che torna di stretta attualità anche per il ruolo strategico della base. Il MUOS di Niscemi è infatti uno dei 4 nodi terrestri globali del sistema di telecomunicazioni della Marina statunitense e collega in tempo reale navi, droni, sottomarini e aerei militari impegnati nelle operazioni nel Mediterraneo e Medio Oriente. Proprio in questi giorni, con l'escalation della guerra con l'Iran, il sistema di comunicazioni militari e di intelligence assume dunque un ruolo cruciale per il coordinamento delle operazioni statunitensi. Al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali criticità nell'area della base, ma la segnalazione degli attivisti riporta al centro del dibattito una struttura che da anni divide il territorio tra sicurezza militare, tutela dell'ambiente e diritto alla salute. Regalna cerca di rialzarsi dopo la forte scossa di terremoto di mercoledì mattina. In paese continuano i sopralluoghi e nelle ultime ore arriva la notizia tanto attesa. Il campanile della chiesa Madonna del Carmelo non sarà abbattuto. Tonino De Mana. Si è iniziato a ragionare come mettere in sicurezza il campanile. Mettere in sicurezza, non abbattere. Assolutamente no, la prima fase è proprio mettere in sicurezza perché ci sono danni sull'aguglia. Il campanile della chiesa Madonna del Carmelo non sarà abbattuto. Lo annuncia con sollievo il sindaco Nino Caruso dopo una serie di riunioni ed incontri tra protezione civile, vigili del fuoco, soprintendenze e tecnici del comune di Regalna. La notizia alza il morale in un paese che ancora pensa e ripensa alla scossa di terremoto di mercoledì mattina. Nessun morto, nessun ferito, ma tanti danni alle strutture, con sopralluoghi che si susseguono e che non si fermano neanche in questo giorno di festa. Così, tra mezzi che vanno e vengono facendo la spola tra il comune, piazza Cisterne e piazza Santa Barbara, luoghi maggiormente colpiti dal sisma, c'è spazio anche per un banchetto per la vendita delle mimose. Oggi si cerca di tornare a normalità, il banchetto con le mimose, festa della donna, un po' una domenica particolare però per Regalna. Sì, un po' particolare, si sta riprendendo anche per i danni, ci sono delle famiglie che hanno la casa che non è agibile. Abbiamo passato una settimana piuttosto difficoltosa, ho sentito molte scosse sismiche, però francamente forti come questa sinceramente non ne ricordo nemmeno io.
Anche il Palazzo Municipale presenta segni visibili, in queste immagini le crepe nei muri degli uffici. Abbiamo i segni di un evento veramente pesante per la nostra comunità. 2 chiese su 2 chiuse per verifiche strutturali e Santa Messa in un locale attiguo. In piazza e al bar sembra una domenica come tutte le altre, ma con molti più ponteggi e transenne. L'erosione costiera continua a minacciare la spiaggia di San Leone. Secondo l'associazione Mare Amico, siamo ad Agrigento, il mare rischia di inghiottire anche il boschetto che costeggia la strada. Davide Sardo. Il mare continua ad avanzare e a mangiare la spiaggia di San Leone. L'erosione costiera non si ferma e adesso a rischio c'è un'altra porzione della duna sabbiosa lungo il viale delle Dune, uno dei tratti più delicati del litorale agrigentino. A lanciare l'allarme è ancora una volta l'associazione ambientalista Mare Amico, che da anni documenta il progressivo arretramento della costa. Le mareggiate e l'azione costante del mare stanno erodendo la spiaggia e minacciano anche il piccolo boschetto che costeggia il viale. Non solo ambiente dunque, ma anche infrastrutture e sicurezza del territorio. In passato, proprio lungo questo tratto, l'erosione ha già provocato cedimenti e danni alla pista ciclabile e alla strada. Secondo Mare Amico, gli interventi promessi da Comune, Regione e Ministero dell'Ambiente per contrastare il fenomeno tardano però ad arrivare. Da qui l'ennesimo appello alle istituzioni. Servono misure urgenti per salvare la spiaggia più importante della città. Notte di fuoco in un'azienda di noleggio mezzi alle porte di Pachino, nel Siracusano. Indagano i carabinieri. Potrebbe trattarsi di una intimidazione. Sentiamo Francesco Aloi. Si vedono i sacrifici fatti negli anni da mio marito e del suo socio Michael, e quindi certo fa male. Anche l'odore acre che in questo momento si respira è brutto, proprio è brutta, una sensazione bruttissima. Sono le 22 quando qui partono le prime fiamme. Un incendio distrugge questi 3 mezzi, le uniche piattaforme aeree della Victory Servizi alle porte di Pachino nel Siracusano. I malviventi sarebbero arrivati dal retro. Sono venuti da dietro, dove appunto non ci sono telecamere, non potrebbe mai scattare l'allarme venendo appunto dalla campagna. Nonostante questo, però, le telecamere potrebbero avere ripreso chi ha fatto tutto ciò. Il liquido infiammabile, probabilmente benzina, lanciato da quel muro, poi le fiamme. I carabinieri adesso sono al lavoro. L'intimidazione sembra la pista più accreditata. Fino a stamattina non abbiamo avuto richieste di, come si suol dire, il famoso pizzo, racket e quant'altro. Ma non è da escludere che possa esserci un legame con l'attività politica della signora, moglie di uno dei 2 soci, che è consigliera comunale a Pachino. Adesso è la giornata dell'8 marzo, diverse le iniziative in tutte le città siciliane. Partiamo da Palermo e poi andiamo a Catania. La musica che accompagna questo 8 marzo in uno dei quartieri popolari di Palermo. Siamo allo Sperone, per il 2º anno consecutivo è andata in scena la camminata dei diritti, una passeggiata tra le vie di un quartiere dove molte donne sono private appunto dei loro diritti, dove hanno anche paura di denunciare se qualcosa non va. E poi la mancanza di servizi essenziali. Mancano gli asili nido, per esempio, importantissimi non solo per le donne, per i bambini e le bambine, ma per la famiglia, e spesso è costretta a rinunciare a lavorare, e quindi sappiamo benissimo che senza autonomia anche economica diventa difficile la libertà, l'indipendenza, anche lasciare situazioni di violenza all'interno della famiglia. Tutte donne che attraverso un lavoro silenzioso portano avanti delle battaglie proprio in questo quartiere, e magari che incitano i figli ad emanciparsi, a uscire fuori da questi schemi. Chi sono le donne dello Sperone? Donne toste, donne belle, donne che hanno voglia di cambiamento, donne che hanno forza, che sono state a volte martoriate un po' dalla vita, da certe situazioni, ma che vogliono un riscatto e vogliono un futuro diverso per i loro figli, per la comunità. Ma in questo 8 marzo c'è anche chi viene privato dei diritti basilari, come quello di passeggiare liberamente per le vie cittadine. Diciamo che Palermo è una delle città più inaccessibili che io conosca, e che ribadisco continuamente ad ogni occasione che il diritto al movimento, alla mobilità è uno dei principi fondamentali della persona umana, quindi si figuri per una persona che ha delle problematiche motorie.
Dalla camminata dei diritti di Palermo al flash mob di Piazza Università a Catania per abbattere pregiudizi e dire no a ogni forma di violenza. Emanuela Corsi. Qual è il messaggio di questa esibizione? Beh, sicuramente è un'unione, una forza che si può produrre, si può sprigionare solo stando insieme. L'arte è il miglior mezzo che abbiamo, almeno l'arte è il mezzo che noi possediamo per poter condividere questo messaggio con altre donne, ma con tutta la cittadinanza. Piazza Università diventa un palcoscenico a cielo aperto per lanciare un potente messaggio contro la violenza sulle donne. Oltre 150 artisti in occasione della Giornata Internazionale della Donna hanno dato vita ad un flash mob sulle note della partenza, brano tratto dal musical La città delle Amazzoni con le musiche inedite di Franco Lazzaro e Hiram. Un inno al coraggio e alla forza femminile per abbattere i pregiudizi e gridare un no collettivo ad ogni violenza. Oggi è stato veramente forte, bellissimo per la festa della donna poter esprimere tutta la nostra energia e tutta anche la nostra solidarietà nei confronti di donne che attraversano dei momenti difficili e particolari. Ad esibirsi, oltre al cast della Città delle Amazzoni, ballerini di diverse scuole di danza e studenti del liceo coreutico Angelo Busco di Catania. Presente anche la Polizia di Stato con uno stand informativo finalizzato a spiegare ai cittadini il lavoro di prevenzione che viene quotidianamente effettuato per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti delle donne. E sicuramente è arrivata tutta la potenza delle Amazzoni catanesi. Andiamo adesso a Messina, dove il simbolo dei baraccamenti realizzati per dare un riparo alle famiglie rimaste senza casa dopo il terremoto del 1908 sta per essere recuperata. Un'antica baracca di legno che ha resistito per oltre 100 anni, pensate, e che adesso diventerà la memoria storica di quel periodo. Vediamo. Rappresenta un pezzo di memoria storica per la città di Messina, l'ultima vera baracca risalente al periodo immediatamente successivo al terremoto del 1908. Si trova nella zona dell'Annunziata, è stata costruita interamente in legno e faceva parte dei baraccamenti realizzati per dare un riparo alle famiglie rimaste senza casa dopo il sisma, e ha resistito per oltre 100 anni. Nell'ambito dell'azione di risanamento delle baraccopoli di Messina adesso è stato deciso che quella struttura debba rimanere a futura memoria delle generazioni. A questo mirano i lavori per il restauro conservativo consegnati nei giorni scorsi. Intervento inserito nel piano di risanamento delle baraccopoli coordinato dal commissario Renato Schifani per un importo di oltre 64.000 euro e una durata prevista di circa 3 mesi, punta a recuperare gli elementi originari della costruzione, eliminando le modifiche realizzate negli anni successivi. Un progetto dal grande valore simbolico, ha spiegato il subcommissario al risanamento Santi Trovato, che parla di un intervento importante per restituire alla città una testimonianza della storia e della capacità di rinascere dei messinesi dopo il terremoto. Agrigento torna a vestirsi di colori e tradizioni con la 78esima edizione della Festa del Mandorlo in Fiore, la prima sfilata dei gruppi folk internazionali. La vediamo nel servizio. Agrigento si riempie di colori, suoni e tradizioni. Ha preso ufficialmente il via la 78esima edizione della Festa del Mandorlo in Fiore, simbolo di incontro tra i popoli. La prima sfilata ha trasformato il centro cittadino in un grande palcoscenico internazionale. I gruppi folk, arrivati da diversi paesi, insieme alle delegazioni regionali e ai bambini del mondo, hanno animato un corteo festoso partito da Piazza Pirandello e proseguito lungo il centro storico fino alla Via della Vittoria. Costumi tradizionali, danze e musiche popolari hanno subito coinvolto cittadini e visitatori. El folclore maravilloso de nuestro país que recorre todas las zonas, desde el norte de la Guajira hasta el sur, hasta el Amazonas, trayendo este maravilloso legado que nos dejó nuestra maestra, nuestra directora Sonia Osorio. Per noi essere al Mandorlo in Fiore è un
motivo di vanto e di prestigio. Portiamo un messaggio di pace, amore e fratellanza. Un viaggio tra culture e tradizioni diverse, unite dal linguaggio universale del folklore. Già è iniziata ieri, non si era mai visto il primo sabato una città così piena di turisti, di curiosi e soprattutto di agrigentini. E questo è il nostro scopo, ridare alla città un attimo di serenità, un attimo di gioia. Il Mandorlo in fiore si conferma così un grande messaggio di amicizia e condivisione tra i popoli nel segno della cultura e della pace. Parliamo di libri e cultura adesso con Gli zar della Casa Bianca, il titolo del libro del giornalista e saggista Antonio Di Bella, presentato da Cireale per la rassegna Il mese della cultura 2026. Orazio Longo. Bisogna non fare l'errore che spesso facciamo, anch'io, pensare che l'America è un posto meraviglioso, poi è arrivato un pazzo che è Trump. In realtà Trump ripercorre degli errori fatti più volte da altri presidenti del passato. Antonio Di Bella racconta Gli zar della Casa Bianca, il libro che ricostruisce lucidamente le figure chiave che operano dietro le quinte della presidenza americana. È una inesausta battaglia tra democrazia e autarchia, dice. L'Italia è una posizione delicata perché storicamente è l'alleata più fedele agli Stati Uniti. La mia speranza è che trovi nella sua storia e nella sua posizione geopolitica l'essenza della sua scelta. Da sempre, dai tempi di Moro, l'Italia è riuscita a essere fedele e leale agli Atlantici, ma al tempo stesso anche vicina al Medio Oriente. È la nostra posizione che ce lo impone e dobbiamo continuare così. Ospite ad Cireale per la rassegna Il mese della cultura 2026, promossa dall'assessorato alla cultura, al centro Pinella Musmeci della Villa Belvedere, il giornalista e saggista ha dialogato con Paolo Valentino, editorialista del Corriere della Sera. Tra i temi affrontati anche la crisi in Medio Oriente. Abbiamo visto che l'amministrazione americana ha cambiato continuamente la narrazione, nel senso di ha spiegato sempre in modi diversi il perché è intervenuta, ma non c'è un'idea per il dopo, e questo lascia, credo che sia una situazione altamente esplosiva e altamente pericolosa. Ci fermiamo per una pausa, tra poco la pagina di sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Vittoria preziosa per il Palermo che vince fuori casa contro la Carrarese per 1-0 grazie al gol del solito Poyampalo. Partita sofferta e in parte ben giocata dalla Carrarese che dopo il vantaggio dei siciliani nel primo tempo ha colpito 2 pali. Nella ripresa il Palermo ha amministrato il risultato rischiando però in diverse circostanze. Con questa vittoria i rosanero accorciano verso il Monza secondo, adesso distante solo 3 punti. Andiamo in casa del Siracusa che supera anche il Giuliano 2-1 in rimonta grazie ai gol di Arditi e Riccardi. 7 punti in 3 partite per i Leoni che continuano a credere nella salvezza. Marco Petrolito. Il Siracusa batte il Giuliano con una rimonta piena d'orgoglio e carattere, 2-1 al De Simone per un'altra vittoria pesantissima che permette agli azzurri di chiudere la settimana con 7 punti in 3 partite, salire a quota 24 e lasciare momentaneamente l'ultimo posto in classifica superando il Foggia. Gara che non inizia nel migliore dei modi per la squadra di Turati, al sesto a passare il Giuliano, tiro cross di Balde, Farroni respinge 2 volte anche su Olivera, ma De Rosa trova lo spiraglio giusto e porta i campani in vantaggio. Al 12esimo Valente sfiora il pari su punizione colpendo il palo al portiere battuto, ma gli azzurri continuano a spingere, al 26esimo trovano l'1-1. Arditi approfitta di un retropassaggio impreciso di Bro, anticipa a Greco e deposita in rete da posizione molto defilata. La gara resta intensa, Balde sfiora il nuovo vantaggio ospite al 39esimo, ma Ferroni salva i suoi, si va a riposo sull'1-1. Nella ripresa, al 70esimo, arriva il gol del sorpasso, splendida iniziativa dell'entrato Riccardi che avanza palla al piede sulla 3/4 e lascia partire un sinistro potente e preciso che supera Greco per il 2-1. Giuliano che prova a reagire e che nel recupero manca 2 occasionissime con Ogunsei e tiro al lato d'ottima posizione e poi con D'Agostino che colpisce la parte alta della traversa. Siracusa che sul capovolgimento di fronte sfiora il tris con Contini e che chiude un'altra grande prova tra gli applausi dei quasi 3.000 del De Simone. Azzurri che con questa vittoria pesantissima continuano a tenere accesa la speranza salvezza. Al provinciale fa festa il Crotone che batte il Trapani per 4-1. Inesistente in difesa la difesa della squadra granata, attesa adesso dal giudizio del Tribunale Federale in merito a un terzo deferimento. Cammarasano. Ennesima sconfitta del Trapani, fa festa il Crotone che vince al provinciale per 4-1.
Difesa granata inesistente, 24 gol subiti, una vittoria e 7 sconfitte nelle ultime 8 partite e il Crotone, sebbene il tecnico Longo abbia fatto ricorso al turnover tenendo in panchina il capocannoniere Gomez, non ha impiegato molto tempo a ribaltare il risultato dopo che il Trapani è andato in vantaggio all'11° con una deviazione di Benedetti su una conclusione di Cereghin. Poi la partita si è incanalata tutta a favore del Crotone, che ha ribaltato il risultato pareggiando al 27° con l'ex Antonino Musso, doppietta per lui avendo trasformato un rigore al 9° della ripresa e andando in gol anche con Sandri ed Energia. Il Trapani, sempre più giù in classifica, attende adesso il giudizio del Tribunale federale sul terzo deferimento. E c'è da riscattare la sconfitta di Benevento, che ha fatto dire praticamente addio ai sogni di primo posto per il Catania. Così i rossazzurri si presentano alla gara di domani sera contro la Casertana al Massimino. Francesco Triolo. Quello che poteva essere, quello che non è stato, quello che sarà. La sconfitta con il Benevento ha lasciato strascichi da cancellare immediatamente, perché l'addio nella sostanza al primo posto e ai sogni di promozione diretta non è certo senza conseguenze sul piano psicologico e dell'entusiasmo dell'ambiente, ma c'è per il Catania adesso da trovare nuovi obiettivi, come quello del secondo posto, che in chiave playoff può diventare un punto di partenza importante. Domani sera al Massimino contro la Casertana occorre scrollarsi di dosso ciò che è stato nella partita col Benevento, e non sarà certo facile, perché contro c'è un'avversaria che, è vero, ha perso le ultime 4 gare in trasferta, ma è reduce dal successo con la Salernitana e può ancora agganciare il terzo posto in classifica. Toscano deve fare i conti anche con le assenze. Mancherà Quaini, squalificato, mentre Di Noi è uscito con qualche acciacco dal campo a Benevento e da monitorare. È in fase di recupero invece ormai Di Tacchio, e toccherà a Toscano decidere se impiegarlo per 90 minuti. Il nodo principale è legato all'attacco, dove Lunetta potrebbe essere il falso 9, ma neanche tanto visto il feeling con il gol, e visto che per un motivo o un altro il tecnico potrebbe dover rinunciare a tutti i suoi attaccanti di ruolo. Un Mimmo Toscano che ha presentato così la partita con la Casertana. Affrontiamo la Casertana, una squadra molto ostica, sarà una partita soprattutto di testa. Dopo queste 2 gare la testa reciterà un ruolo importante. Ancora una pausa, a tra poco. Ritorniamo in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora per questa edizione di TG Sicilia, dunque è tutto. Da parte mia e dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione, un buon proseguimento di serata, grazie per essere stati con noi, arrivederci.